L'ASD Sora Calcio ha organizzato il primo torneo di Pasqua che si è svolto presso lo stadio Tomei a Sora nei giorni 15 e 16 aprile. La gara, riservata alla categoria esordienti 2009-2010, ha visto la partecipazione di 6 squadre: Nuova Aurora, TI Soccer, Cassino Calcio, Sportis Life San Donato Valcomino ed i padroni di casa con 2 formazioni. La finale ha visto protagoniste le formazioni TI Soccer e Sportis Life ed è stata vinta ai rigori dallo Sport Life San Donato Valcomino. Grande entusiasmo e grande partecipazione di pubblico sulle gradinate del Tomei. Alla premiazione sono intervenuti l'assessore allo sport del comune di Sora, Marco Mollicone, ed il vicepresidente del Sora Calcio, Gianluca Parente. Intanto porto i saluti del sindaco che non è potuto venire e non essere presente qui oggi. La cosa importante secondo me è noi dobbiamo, come comune, come amministrazione, dobbiamo essere grati a chi ha organizzato questo torneo, questo momento di sport, di sociale, secondo me più che sport, perché ormai dobbiamo essere sempre più attenti all'attività sportiva e interpretarla come attività sociale. Quindi ringraziamento al Sora Calcio, agli allenatori Francesco Corlisi, a Teo Roccatani, a tutto lo staff tecnico settore giovanile che ha egregiamente portato avanti questo evento. È il primo torneo di Pasqua, se non erro, e credo e spero che venga portato avanti, quindi l'invito che l'amministrazione fa è quello proprio di continuare, di perseverare in queste attività che sono importantissime per tutti i ragazzi di Sora, e non solo, perché abbiamo visto arrivare qui a Sora i ragazzini di Cassino, di Poville, insomma tutte le squadre che hanno partecipato. Faccio i complimenti alle varie società che hanno appunto gareggiato, si sono battute fino alla conclusione di oggi, quindi i complimenti alla San Donato che ha vinto, alla TI Soccer che ha egregiamente disputato la finale. E quindi niente, io oltre che ribadire la vicinanza dell'amministrazione, del sindaco a queste attività, l'invito è quello di continuare, di insistere nell'organizzare questi eventi, magari visto che siamo entrati nella bella stagione, non so, da un punto di vista federale, se è possibile continuare ad organizzare questi eventi, queste occasioni di incontro di questi ragazzini, credo che sia importante. 2 giornate meravigliose perché, come già hanno detto i miei predecessori, sono state all'insegna dello sport e dell'aggregazione. Questo è quello che il Sora Calcio, come sempre, si sente di promuovere in ogni situazione, e anche questa, insomma, ne è stata la piena dimostrazione. Un ringraziamento quindi agli organizzatori, a noi che comunque abbiamo voluto promuovere questa cosa, e soprattutto ai partecipanti, perché comunque hanno degnamente disputato questo torneo. Girate. Grazie. Guardate qua. Vai. Oh!